Un anno e mezzo di lavoro sinodale per arrivare a declinare l'invito di Papa Francesco «Sognate anche voi questa Chiesa» con l'attuale titolo del libretto che sintetizza il lavoro svolto «Abbiamo sognato questa Chiesa». Per le comunità di Santa Margherita, San Sirio, San Giacomo e Santa Margherita Ligure, l'impegno a riflettere e declinare i 5 verbi proposti dal convegno di Firenze ha coinvolto circa 90 persone delle parrocchie all'inizio, una sessantina quelle che hanno portato il lavoro sino in fondo, attraverso 7 o 8 incontri mensili con un impegno di ricerca, confronto ed elaborazione. Ne è emerso un opuscolo contenente le indicazioni e le scelte possibili, anche concrete, che le comunità sanmargheritesi desiderano con pazienza ed audacia iniziare ad attuare già dal prossimo anno pastorale. È stato molto bello condividere soprattutto la sequela del Papa, della sua proposta, e vedere come in ognuno questo suscitava reazioni, pensieri, desideri diversi da mettere insieme. Abbiamo pensato modalità proprio per portare questo annuncio in tutte le periferie, come dice il Papa. In particolare, per esempio, ci sono i momenti in cui la Chiesa incontra, per esempio, i genitori che accompagnano i figli ai sacramenti, alla confessione, alla comunione, alla cresima. Per esempio, questi momenti abbiamo cercato di pensare come valorizzarli al massimo, perché è proprio un momento in cui l'annuncio può essere rifatto a persone che per tanti motivi hanno un po' lasciato la frequentazione della parrocchia. È stato proficuo questo lavoro sinodale, questo lavoro in condivisione? Ma diciamo che il risultato è ancora da essere scoperto in fondo, perché i presupposti, le linee guida sono state un po' così decise. Sarà poi un lavoro costante di tutta la comunità, e questo sarà appunto una scommessa, perché poi la comunità si deve forse mettere in gioco di più di come adesso, per vedere se questi obiettivi, queste decisioni prese poi diverranno realtà o meno.